Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus di oggi 24 maggio per la provincia di Treviso. Partiamo come sempre con la tribuna di Treviso, prima pagina, affari con l''ndrangheta. Interdittiva ai Cenedese, provvedimenti antimafia del prefetto, contestati rapporti con le ditte collegati alla malavita, l'impresa Dissilea ha licenziati indipendenti con precedenti, faremo ricorso e anche qui la faccenda va avanti. Truffa del bonus facciate, c'è un commercialista nei guai, lo riporta la tribuna di Treviso, che nella fotonotizia vede gli studenti scienze motorie in lingua inglese, Padova investe su Treviso città. C'è la foto di Balotelli che con un sexy ricatto che viene trattato anche in altri giornali, che vedremo dopo. Pausa pranzo per gli operai, saccheggiato tutto il rame, il blitz dei ladri in azienda. Ma sulla tribuna di Treviso si parla anche del Giro, perché oggi il Giro nella Marca, tangenziale chiusa dalle 12, da Pergine a Caorle, una tappa per velocisti. Sul Gazzettino si parla della grande truffa del super bonus, Veneto affari sporchi per oltre 600.000 euro al giorno. Sul Garda l'ultimo caso, 10 arresti. Fra Treviso e Verona la finanza in un anno ha sequestrato beni per 229,7 milioni di euro. E qui vedete questa notizia che impera un po' tutta la giornata, poi la vedremo meglio anche su Corriere del Veneto. Casalesi, l'ex sindaco in cella per mafia, fa lo sciopero della fame. Graziano Teso rifiuta vito e terapie, il suo legale è malato, non può stare in carcere, lo dice chiaro e tondo. Veneto Est, Confindustria e sindacati, il patto per il cambiamento. Su Corriere del Veneto, come dicevo prima, impera questa notizia al centro. Un avvocato dovrà risarcire Balotelli con 80.000 euro, condannato il trevigiano imparato per la vecchia storia di accuse di sesso. Zaia al Senato, autonomia graduale, il presidente Veneto alla Commissione Affari Costituzionali, trattiamo modi e tempi, la via di uscita c'è. Zaia è stato ieri a parlare al Senato. E PNRR, 10.000 progetti in Veneto, chiama Fitto e si candida a spendere anche i fondi residui. Vedete Mario Conto, presidente l'ANCI del Veneto, il presidente dei sindaci. L'autoaccusa del manager che guidò Benetton oltre i Maglioni, Gianni Mion, e il Ponte Morandi, ancora se ne parla. E ex sindaco rifiuta cibo e farmaci in cella, la protesta di Teso. Riportato comunque notizie che poi vedete che sono un po' ridondanti un po' su tutti quanti i giornali. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Treviso del nostro Notizie Plus. A Zero Branco è stata intitolata ad Albino Vanin, la caserma dei carabinieri, un vecchio soldato che fu un eroe di guerra. Noi riportiamo Zaia che non dice chiaro e tondo: non abbiamo la fissa dell'autonomia, ma lo potete sentire anche nel lungo pezzo che abbiamo pubblicato di lui che parla al Senato. Il turismo, 18 miliardi di fatturato, il turismo che sta andando bene, e i consorzi di bonifica e Ambi dicono che sarà un'estate calda, nonostante comunque poi all'interno dell'articolo trovate anche tutti gli aiuti che il Veneto ha dato all'Emilia Romagna. È tutto per la pagina di Treviso, a domani.